Un plauso per la rinascita del Consiglio regionale dei beni culturali arriva dall'onorevole Vincenzo Fontana. La ricostituzione del Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali, secondo l'onorevole Fontana, è un risultato che certifica ancora una volta l'ottimo lavoro svolto dall'assessore regionale al ramo Carlo Vermiglio, che è riuscito a definire la composizione di un organo collegiale di grande rilevanza per tutto il territorio isolano, il quale giaceva tra le passoie burocratiche sin dal lontano 2009. Un percorso lungo e faticoso, sottolinea il vice capogruppo di Alternativa Popolare all'Ars, cominciato con la riforma dal 2015. Motivo di orgoglio per la nostra provincia, sottolinea il deputato agrigentino Vincenzo Fontana, le nomine del professor Gianfranco Tuzzolino, docente presso l'Università degli Studi di Palermo, e dell'architetto Giuseppe Parello, direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, che sapranno, ne sono certo, dice Fontana, essere il volano di questo importante organo che finalmente, dopo lunghi anni, riparte. Dopo tanti anni, dal 2009 che doveva essere rinnovato il Consiglio regionale dei beni culturali, finalmente siamo riusciti a ricostituire questo organo, che è un organo importantissimo, peraltro costituito da persone di altissimo profilo. Alcune ne fanno parte di diritto, altri sono stati inseriti grazie a delle indicazioni e delle designazioni che sono venute dalle università, e altri ancora invece scelti proprio tra i dirigenti e funzionari dello stesso assessorato dei beni culturali. Ecco, che indirizzo avrà questo consiglio? Il consiglio regionale è un consiglio che valuta un po' tutte quelle che sono le tutele, le valorizzazioni, quindi grandi attenzioni su tutti quelli che sono i siti, i nostri beni culturali in Sicilia, che peraltro sono tantissimi. La nostra Agrigento è ricchissima di questi siti, quindi ci sarà questa grande attenzione e loro delibereranno su questi siti e su questi beni culturali.